Agriest Land, ambiente e territorio. Il futuro dell'agricoltura è a Udine Fiere. Eccoci qua ancora una volta a Zerobranco, amici, siamo in provincia di Treviso, siamo qui, lo ricordo, per la mostra del radicchio di Treviso Tardivo IGP e siamo in compagnia questa volta di Francesco Arrigoni, che è il direttore di Oppo Veneto. Allora direttore, buongiorno. Abbiamo intanto una meravigliosa scenografia qui alle nostre spalle. Allora, come mai questo prodotto è così appetibile anche e per fortuna alla grande distribuzione? Abbiamo visto che è appetibile non solo perché ci sono dei prezzi adeguati, ma perché è molto versatile in cucina e quindi anche la gente lo consuma volentieri senza problemi nella preparazione. Abbiamo visto che ci sono modalità anche molto semplici per la preparazione in famiglia, anche senza avere grandi doti di culinarie. Ecco, Oppo Veneto quanto prodotto tratta? Così, giusto per dare un'idea di che cos'è Oppo Veneto, delle dimensioni di Oppo Veneto. A livello di radicchi nella complessità di tutte le tipologie siamo nell'ordine di 20.000 quintali. Nel caso del radicchio tardivo siamo circa a un terzo, però come valore diciamo siamo più di metà. Allora, Oppo Veneto, organizzazione di produttori ortofrutticoli del Veneto. Insomma, capiamo quanto importante sia fare sinergia, no? Riuscire a mettere insieme e organizzare la produzione. Forse questo è tutto, no? Questa è la chiave del successo. La nostra missione è proprio questa, quella di raccogliere prodotto dagli agricoltori del Veneto e non solo, organizzare la produzione, programmarla per le esigenze della grande distribuzione dei mercati e dare risposte appunto a questo tipo di clientela. Abbiamo sviluppato non solo qualità del prodotto, anche qualità in termini di servizio, per cui vediamo i prodotti filmati, misti, oppure vassoi che sempre di più adesso il consumatore cerca, cioè dosi molto più piccole, più abbordabili, diciamo anche. Ci diamo appuntamento A Berlino, a Berlino. sicuramente sì, ci troveremo a Berlino, saremo presenti allo stand del CSO con tutte le nostre produzioni. A Berlino naturalmente a Fruit Logistica, fiera del settore ortofrutticolo, forse la più importante credo a livello internazionale. Io ringrazio Francesco Arrigoni per la chiacchierata che abbiamo fatto insieme e allora appuntamento con lei a Berlino e Mercoledì 5. mercoledì 5 di febbraio. Naturalmente Verde Nord-Est sarà presente in quell'occasione come ogni anno e adesso la linea torna alla regia.